Questa è solo una favola che ha il sapore del pane quando si serve in tavola, soprattutto la fame. Questa è ancora una favola che nessuno più ascolta, come accade a una favola che nessuno racconta. C'era al mondo una figlia, ma la madre matrigna, figlia mia non le dice, e Maria un'infelice, non la chiama per nome, come chi ti vuol bene, come chi vive insieme, ma comanda e dispone. E le impone di andare a una casa nel bosco, in un luogo nascosto, dove non si può stare. A una casa nel bosco, molto oltre le mura, in un luogo nascosto che le mette paura, ma comanda e dispone. E Maria si incammina, come in questa canzone, ogni passo è una rima, come in questa canzone, e le fa compagnia, con la morte nel cuore si incammina Maria. Quando giunge alla casa quasi non se ne accorge, ma si avvede sorpresa che la casa ha due porte nel muro, dalle quali passare, una che è tutta d'oro, l'altra fango e catrame. E si alza una voce che la invita ad entrare, ma Maria invece tace e non sa cosa fare. Sta pensando al suo stato, alla madre matrigna, ma non le rassomiglia e non sa cosa fare. Pensa come la vita, alla semplice vita fino ad ora vissuta, e non sa cosa fare. Pensa a quello che è giusto, non a quel che conviene. Pensa a quello che è giusto e il catrame andrà bene. E così finalmente si risolve ad entrare da una porta da niente, dalla porta in catrame. E così stranamente ogni entrata e un'uscita si ritrova in un niente, tutta d'oro vestita. Grande la meraviglia, quasi che non ci crede, se non fosse che vede proprio quello che vede. Forse sogna da sveglia di sentirsi felice, forse invece si sbaglia, ma Maria non lo dice. Forse invece si sbaglia, ma Maria non lo dice. Questa è solo una favola che ha il sapore del pane quando si serve in tavola, soprattutto la fame. Questa è ancora una favola che nessuno più ascolta, come accade a una favola che nessuno racconta.